La Regione non ha più finanziato quel famoso progetto che prevedeva il monitoraggio con un gruppo di studenti legati alle università di Padova e di Sassari proprio a Gallio per stabilire il numero dei lupi e quanti ce ne possono essere in altopiano. Dopo la disavventura capitata a un turista disabile e alla sua accompagnatrice bloccati nella neve in Val di Nos e avvicinati da un branco di lupi, l'altopiano si interroga su cosa stiano facendo le autorità per risolvere il problema dei selvatici. Il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, chiede lumi alla regione sul progetto di monitoraggio dell'Università di Sassari e la risposta è immediata. Il progetto dell'Università di Sassari è un progetto sperimentale come altri progetti che stiamo attivando come Regione del Veneto, e se abbiamo deciso di sospenderlo è perché non ha dato i risultati sperati. Il vicepresidente del Consiglio regionale svela addirittura alcuni clamorosi retroscena sul progetto. Ci sono alcune denunce da parte di allevatori e anche dell'altopiano per via delle procedure che sono state utilizzate. C'è ovviamente un insieme di elementi che ci hanno portato a fare alcune valutazioni. Finco conferma la necessità di rispondere alle istanze dell'altopiano, ma suggerisce che possano esserci altri metodi. Siccome sono progetti costosi, o questi progetti portano dei risultati concreti, altrimenti se servono solamente per radiocollarare qualche lupo e non affrontare in maniera seria il problema del lupo, tanto vale finanziare questi progetti ma destinare questi soldi direttamente agli agricoltori.